verso degli obiettivi, verso delle attività o delle professioni che non sono quello che hanno dentro. E magari è la famiglia stessa che sbaglia in questo e che spinge il giovane. Ecco, la famiglia deve far sì che i giovani oggi possano esprimere quello che hanno, quello che vogliono fare, quello che è dentro di loro, l'indole che li caratterizza. E in questo caso avere giovani che in qualche modo vanno a professionalizzare in settori importanti è fondamentale. Lo è per loro stessi, ma lo è anche per tutta la società. Siamo qui alla 25esima festa del pensionato del gruppo ANAP Confartigianato Udine. Ci può dire qualcosa? Beh, a parte la soddisfazione di essere qui a festeggiare 25 anni di attività a favore del popolo artigiano in pensione, che poi in pensione non lo è mai perché si occupa di volontariato, in quest'anno in cui ricorre l'80° della fondazione di Confartigianato, è un grande momento di soddisfazione. Quindi oggi, al di là del momento celebrativo, abbiamo parlato di solidarietà, di sussidiarietà, di salute, di assistenza agli anziani e di pensioni. Abbiamo parlato di sanità e di assistenza. Oggi è stato presentato un documento in cui noi diciamo quello che possiamo fare affinché quello che possiamo mettere a disposizione della sanità e dell'assistenza per ottenere dei risultati a favore degli assistiti. In questo momento storico in cui ci sono sempre meno persone che lavorano, l'importanza degli artigiani è fondamentale per tenere in piedi anche una città e l'insieme di tutte le case e le strutture. Beh, è il concetto che diciamo, noi nel corso del 2024 abbiamo avuto due momenti importanti. Uno è stata la partecipazione alla nostra Assemblea Nazionale del Presidente della Repubblica Mattarella, il quale ha ringraziato gli artigiani per essere stati presenti in particolare nella pandemia, ma ha anche posto un problema. Provate a immaginare una città, un paese, una comunità senza artigiani. E il secondo momento intenso è stato nel 2024, il 10 febbraio 2024, quando il Papa Francesco ha ricevuto gli artigiani e ha detto due cose semplici, cioè il lavoro creato dagli artigiani, il valore del lavoro e del servizio fornito o dato dagli artigiani, dicendo, li ha condensati in una frase: mentre la fabbrica produce, l'artigiano crea, inventa e adatta la sua intelligenza alla necessità del momento. E poi ha concluso la sua omelia dicendo che non c'è nessuna intelligenza artificiale che potrà sostituire l'intelligenza artigiana, ovvero il sapere del mondo artigiano. Siamo qui con il presidente nazionale dell'ANAP, Guido Celaschi, che ci racconta qualcosa di questa giornata molto particolare per la festa del pensionato, 25esima festa del pensionato, il gruppo ANAP Confartigianato Udine. Cosa ci può dire in merito? Oggi arrivare a 25 anni di attività dell'ANAP organizzati divinamente, per me è un piacere. Come presidente nazionale sono onorato che il presidente Chiandussi ha organizzato questa grande festa. Vengo tutti gli anni, ma quest'anno in particolare perché 25 anni non è da tutti, insomma. Quello che mi auspico è che l'associazione vada avanti, perché a me mi interessa che l'ANAP Udine cresca sempre di più, perché noi abbiamo bisogno di tutti i pensionati aderenti alla Confartigianato, perché noi siamo una grande famiglia della Confartigianato e siamo un gruppo molto presente, perché senza di noi il pensionamento non riescono ad andare avanti con la Confartigianato. Oggi è un giorno particolare, il giorno di San Giuseppe artigiano lavoratore. Ci può dire qualcosa in merito? Sì, diciamo che oggi, il 1° maggio, è la festa dei lavoratori, ma la festa dei lavoratori principalmente è l'artigiano, perché
l'artigiano è pensionato, l'artigiano è attivo, perché siamo ancora attivi, perché nonostante uno che è ancora sta in pensione, ma molti di noi come io ancora lavoriamo, perciò il 1° maggio non è soltanto la festa dei lavoratori, ma la festa di tutti i lavoratori che hanno lavorato e che ancora lavorano. Sì, diciamo che oggi c'è molta frequenza con, diciamo, con la CISL, quelle che fanno le manifestazioni, però ecco, consideriamo che l'artigiano è in primis, perciò senza l'artigiano non c'è la festa del 1° maggio e così altro. L'artigiano ha avuto un ruolo importante anche durante il periodo della pandemia, ci può dire qualcosa? Sì. Ma in effetti certo la pandemia ci ha messo a terra tutti quanti, ma la manualità che serviva anche durante la pandemia è una cosa molto importante, cioè persone che magari, adesso facciamo un'ipotesi, uno che è un idraulico pronto al suo lavoro, che fa una manutenzione straordinaria, perché diciamo che è una cosa straordinaria, in casa, non dico i pensionati ma dappertutto, cioè è stato un mondo fondamentale, l'artigiano è stato sempre presente, perciò non si è mai fermato nel modo più assoluto, perché l'artigiano serve e ancora serve, perché la manualità, come diceva Papa Francesco, la manualità è in primis, l'intelligenza artificiale ben venga, ma se non c'è la testa, non c'è la mano dell'artigiano, qui non si va avanti, anche perché io dico sempre questo, che senza l'artigianalità l'Italia non andava avanti. Bene, grazie molte. Siamo qua col Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin. Ci può dire qualcosa di questa festa del Confartigianato? È una festa importante perché ci sono persone che attraverso il proprio lavoro, in decenni di impegno, hanno creato le basi per far crescere la nostra regione, per far crescere il nostro paese. L'artigianato è uno dei pilastri fondanti della crescita e dello sviluppo economico del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia intera. È un insieme di persone che sono riuscite nel loro settore a dimostrare grandissima qualità, molto spesso eccellenza, e rendere poi il Friuli Venezia Giulia anche conosciuto nel mondo. Ma più banalmente poi sono quelle professioni che sono fondamentali nella vita quotidiana, quelle professioni che magari oggi molti non vogliono fare, e quindi in questo caso dobbiamo cercare noi stessi a livello istituzionale, coloro che hanno svolto questa professione per sempre, a livello di famiglie, far capire ai giovani che essere un bravo artigiano, riuscire a specializzarsi in un mestiere è bello, è fondamentale, è remunerativo ed è necessario affinché nella nostra società si possano dare dei servizi importanti alle famiglie e ai cittadini. E qui parliamo poi di persone naturalmente che il loro periodo lavorativo l'hanno concluso, sono pensionati e sono persone che in qualche modo all'interno della nostra società oggi cercano servizi, cercano qualità di vita. Ecco, quello che ho cercato oggi di trasmettere loro è la convinzione di vivere in una regione in cui c'è un'elevata qualità della vita, in cui i servizi ci sono, in cui ci sono delle criticità che vanno affrontate. Ho ascoltato con grande attenzione tutte le relazioni, proprio perché dagli spunti critici, da quelle che sono le idee che nascono in queste circostanze, poi si possono portare avanti misure nuove per cercare di dare risposte a quella che è una categoria oggi sempre in crescita, quello dell'anziano, perché la nostra popolazione è invecchiata, che è un bene naturalmente perché significa che la vita è lunga, ma è anche naturalmente un qualcosa che richiede alle istituzioni delle risposte concrete e quotidiane. Quindi ascoltare per risolvere e migliorare la qualità della vita delle persone che in questo momento si aspettano un qualcosa di più. Volevo chiedere, in questo momento in cui tutto viene fatto un po' attraverso delle macchine artificiali, anche il fatto che ci siano delle persone che magari realizzano e recuperano dei vecchi manufatti o comunque realizzano manualmente, è un plus che, diciamo, rende più umano la vita delle persone e di tutto l'ambiente, insomma. L'artigiano in qualche modo è una categoria ampia, una categoria onnicomprensiva in cui c'è un po' di tutto. C'è naturalmente l'artigiano che svolge un'attività che può essere più ricondotta anche a un utilizzo importante della tecnologia, dell'innovazione dei macchinari, ma c'è anche l'artigiano che svolge le cose dal punto di vista manuale, in cui la manualità è ancora fondamentale e preponderante. Possono essere i mestieri di tutti i giorni, ma possono essere anche alcune nicchie di eccellenza. Noi abbiamo per fortuna degli artigiani che sono dei propri maestri, degli artisti, e riescono a realizzare delle opere o restaurare o
recuperare o valorizzare un patrimonio enorme, e quindi a loro dobbiamo veramente dire grazie di cuore, perché comunque è un'arte che si propaga, che si trasmette, che cerca in qualche modo di essere passata di generazione in generazione, e far sì che oggi ci siano opere realizzate, restaurate, recuperate da artigiani del Friuli Venezia Giulia un po' ovunque, non solo nella nostra regione, in Italia ma nel mondo, per cui l'artigianato del Friuli Venezia Giulia è un qualcosa che in qualche modo ha portato la nostra regione ad essere conosciuta ed apprezzata. Abbiamo tantissimi esempi, tantissimi simboli del Friuli Venezia Giulia, del mondo dell'artigianato, che in qualche modo oggi possiamo ritrovare quando ci muoviamo in giro per il mondo. Questa è la dimostrazione di quella che è la forza dell'artigianato della nostra regione. Siamo in un periodo in cui si parla tanto di recupero della possibilità di realizzare qualcosa o restaurare o comunque mettere a posto delle cose che altrimenti, se non c'è un artigiano che abbia la conoscenza, lo comprerebbero o lo farebbero nuovo. Questo è un modo per essere anche green, forse, no? Cioè essere a favore dell'ambiente, essere a favore di un momento ambientale in cui noi cerchiamo sempre più di recuperare le cose senza rifarle completamente, insomma. La ristrutturazione e la riqualificazione del patrimonio esistente o anche delle cose materiali esistenti è importante perché comunque abbiamo un patrimonio da preservare, quindi avere degli artigiani che in qualche modo riescono con la propria maestria a recuperarlo e conservarlo è fondamentale. In secondo luogo comunque sono momenti di identità, sono oggetti che in qualche modo trasmettono tradizioni, trasmettono senso di appartenenza, sono storia pura dei nostri territori, per cui è bello avere delle persone che hanno la capacità in qualche modo di recuperare e restaurare. E sì, è altrettanto vero che il restauro, il recupero, la riqualificazione significa anche in qualche modo evitare di andare a produrre nuovo con dei vantaggi sicuramente anche dal punto di vista ambientale, visto che oggi questa è una delle cose che in qualche modo sono sempre più diffuse a livello di tendenza. Ecco, credo che anche questi lavori magari di nicchia, questi lavori specializzati aiutino in qualche modo verso un'opera di ricircolo, un'economia circolare che credo sia un qualcosa su cui dobbiamo lavorare intensamente in questi anni. Perfetto. Sanitario oggigiorno è un problema grosso e ha delle soluzioni, delle idee comunque per risolvere questi problemi che sembrano il problema del momento, insomma. La sanità è il problema del momento. Noi ci stiamo ponendo questo problema da un punto di vista politico-sindacale, per cui stiamo cercando soluzioni che siano attuabili con il governo, con gli enti locali, affinché non ci siano più liste d'attesa, dove è possibile, dove non ci siano più pronti soccorsi intasati. Ci stiamo occupando delle politiche sul medico di famiglia, perché non è giusto che questo paese, Italia, non abbia più medici generici, per cui con la proposta del geriatra di base stiamo cercando di attutire un po' la problematica in modo che gli ultra 65 anni abbiano un proprio medico di base che comunque sia specializzato in geriatria, che aiuti ad invecchiare. Tra gli altri aspetti, come associazione, questo problema ce lo siamo posto anche in virtù del fatto che al compimento dei 65 anni o dei 67 anni la maggior parte delle compagnie assicuratrici non accettano più neanche le polizze sanitarie da parte degli individui, e abbiamo creato Mutuarti, che è la mutua di mutuo soccorso di ANAP e di Confartigianato. La stiamo lanciando, saremo pronti entro un paio di mesi a presentare ai nostri soci e non soci che abbiano compiuto i 65 anni una serie di prodotti che li aiutano anche da un punto di vista medico-sanitario e socio-assistenziale. Ricordiamo che il dottor Menincacci è presidente e segretario dell'ANAP, dico bene? Io sono segretario nazionale dell'ANAP, segretario nazionale dell'ANCOS e presidente di Welfare Insieme, che è una società che segue il welfare del Confartigianato. Ci può dire, secondo lei, quali sono le problematiche maggiori che si prevedono nei prossimi 5 anni, secondo lei? Ma da questo punto di vista credo che ci vorrebbe veramente la sfera magica. Le problematiche dei prossimi anni, oggi in questo convegno ne è stata individuata una: il numero minore di artigiani iscritti alla gestione pensionati e il numero di pensionati che cresce sempre di più. La cosa più assurda è che stiamo portando avanti, non tanto come ANAP ma come Confederazione, è che va rivista la legge sull'artigianato. Oggi pochissimi sono gli artigiani che vengono iscritti alla gestione artigiani,
ma tantissime sono quelle che vengono iscritte a fondo partita IVA che invece avrebbero una chiara connotazione artigianale e dovrebbero essere iscritte a fondo. Per cui è inutile far crescere un fondo che è quello del 10% delle partite IVA e lasciare invece invariata una legge, una normativa che è quella dell'artigianato che ferma a 20 anni fa. Oggi le figure di artigiani sono tantissime, sono cambiate nel tempo e non si può continuare ad andare avanti con una normativa che pone solo il vincolo del numero dei dipendenti e che le condizioni per essere artigiano sono quelle di codice Ateco, che sono vecchi anche quelli. Certo. Per cui la Confederazione da questo punto di vista sta spingendo proprio per una nuova legge sull'artigianato che inglobi anche le figure che oggi sfuggono all'iscrizione a fondo gestione. Questo darebbe sicurezza alle pensioni anche per il futuro, non creerebbe una gestione passiva come quella della Coldiretti ormai da tantissimi anni, ma che viene mantenuta dalla fiscalità generale. Gli artigiani non se la sono mai sentita di pesare sulla fiscalità generale da un punto di vista pensionistico e tanto di meno mutualistico. Speriamo solo che la controparte governativa ci dia perlomeno ascolto rispetto alle richieste. Qui con Pierino Chiandussi del gruppo ANAP Confartigianato Udine per la 25esima festa del pensionato. Ci può dire qualcosa? Certamente, grazie per l'opportunità che mi è data. Devo dire che oggi è una splendida giornata, non solo come temperatura, come bel sole, è una ottima e bella giornata come partecipazione. Abbiamo avuto una partecipazione veramente meravigliosa, eravamo 300 persone seduti al convegno prima e poi adesso al momento conviviale dove comunque la festa continua. Abbiamo analizzato parecchie problematiche dove abbiamo posto come questione pensioni, sanità, welfare, quelle che sono le condizioni che un anziano adesso si trova a dover comunque constatare. Come dico, ANAP sta tentando di dare voce a chi non ce l'ha, a livello politico e istituzionale siamo sempre sui tavoli dove portiamo i nostri comunque sicuramente suggerimenti. Ho un grande piacere oggi perché mi ha anticipato anche all'intervista il presidente regionale del Consiglio regionale Bordin, che gentilmente ha trovato lo spazio per essere qua oggi con noi, dove comunque alla fine ha fatto una relazione molto importante dicendo che la Regione è pronta a sentire suggerimenti e richieste e dove c'è la possibilità di intervenire sicuramente ci ha dato una grande disponibilità. Grazie a tutti i miei colleghi presenti del nazionale di tantissime regioni, mi hanno dato una grande soddisfazione a partecipare qua alla nostra festa oggi come gruppo provinciale di Udine ANAP e perciò noi intendiamo continuare su questa linea perché è la linea del confronto, del contatto e del momento di amicizia e in questo momento emerge quello che è più importante, l'amicizia e quello che si può fare insieme e quello che non si può fare insieme, perciò più siamo, più voce avremo e ragazzi tentiamo di stare sempre sul pezzo e porteremo a casa sicuramente qualche soddisfazione per dar modo ai nostri artigiani che rappresentiamo di dare dignità, rispetto e quello che loro chiedono, non chiedono altro, chiedono solo questo. Grazie. Siamo col sindaco Baiutti alla 25esima festa del pensionato. Ci può dire qualcosa? Ma io ho avuto modo di ringraziare veramente il Presidente e anche i membri della Giunta Esecutiva sia di Confartigianato che dell'Associazione dei Pensionati degli Artigiani per aver scelto nuovamente Tricesimo dopo 15 anni di presenza qui appunto per l'organizzazione di questa bella manifestazione che si tiene il 1° maggio e che consente anche di fare delle riflessioni su tematiche diverse che attengono sia all'attività propria del settore artigiano che anche ai problemi e alle problematiche che gli artigiani in pensione devono in qualche modo affrontare. Quindi il sostegno da parte dell'amministrazione non è mai venuto meno, gli artigiani sono stati e sono l'ossatura economica e produttiva della nostra regione e anche le amministrazioni locali devono assolutamente sostenerli.